Un romanzo storico. Antonio Segreto non è un libro che esalta il santo e tutti i suoi miracoli, racconta piuttosto di un Sant'Antonio che si muove tra vicende personali e scelte difficili, guerre e interessi politici, dispute teologiche, preti corrotti, difesa dei poveri e lotta all'usura, temi molto forti e ancora ricchi di spunti di attualità. Ribelle alle ingiustizie, ecco, a me piace definire che è una persona che coglie l'emozione dell'ingiustizia e ha il coraggio, ecco, è appena stato nominato sacerdote, ha il coraggio di abbandonare tutto per mettersi alla ricerca appunto di questo nuovo Vangelo. Antonio fu anche impegnato nel sociale. Nello statuto del comune di Padova, datato 1231, si trova scritto che Sant'Antonio era intervenuto per chiedere al comune di rivedere le pene per i debitori insolventi proprio qualche mese prima di morire. Si dice che alle sue messe partecipassero fino a 30.000 persone. Tanto fece Antonio che piegò il comune e il Gran Consiglio fatto di 100 persone e il giorno di Pasquetta le campane suonarono a festa perché questi debitori insolventi condannati al carcere perpetuo praticamente ebbero la libertà. Frutto di un lungo e approfondito lavoro di ricerca su documenti e fonti originali, con la consulenza di autorevoli studiosi antoniani, il romanzo ricostruisce accuratamente l'ambiente storico, religioso e sociale del XIII secolo. Le parole autentiche di Sant'Antonio, tratte dai sermoni, fanno capire che prima di essere il popolarissimo santo dei miracoli, Antonio fu un grande uomo.